passaggio ai 50 metri, vediamo la situazione al comando Vittoria Grotto 28,58 sulla Sartori che segue in 28,75, 29,92 Valentina Visini. Sartori ha vinto il titolo giovanile a Riccione in 2,02,01. Con la Grotto che ben vuol fare in casa, portacolori del Veneto Banca Montebelluna che vira avanti ai 100 metri. Grotto 59,30, Sartori un 59,96 di passaggio e poi la Visini 1,02,22. Vittoria Grotto ai campionati italiani giovanili 2013 aveva vinto 200, 400 e 800 stile libero. Ai giovanili 2014 ha vinto 400 e 800 stile libero. 3 bronzi ai categoria 200, 400 e 800 stile libero. Per lei 3 convocazioni con la nazionale giovanile al Memorial Morena 2013, al meeting di Kiev in Ucraina 2013 e poi in Coppa Komen. Vittoria Grotto ancora davanti, Sartori che insegue, Visini in terza posizione, 1,31,12 per la Grotto, 1,31,89 per la Sartori. Siamo allo sprint finale, primato della manifestazione di Jasmine Agnoletto, 2,03,46. Vittoria Grotto che sta bene attenta a rimanere spostata sulla corsia per la vittoria. Vittoria Grotto, Veneto Banca Montebelluna 2,02,55, nuovo primato della manifestazione. Bravissima anche Beatrice Sartori, seconda in 2,02,84, anche lei sotto il vecchio primato. Poi